ma contiene molto di più di questo. Non è solo un libro di ricette, non è solo un libro dedicato alla cultura del cibo, non è un libro solo dedicato alla storia, ma ha diverse sfaccettature e adesso vedremo di che si tratta. Dopo di me, io vi darò solo delle informazioni basilari. Dopo di me sarà l'autrice stessa. Sì. Acceso ma sarà nato di si sente. Ma non è acceso ma non è il volume. No, il volume, il problema di volume. Allora ripeto, per chi non ha sentito da remoto, che porgo i saluti da parte del direttore e avete comunque visto qual è il volume che presentiamo questa sera, che ha come autrice la collega che ha lavorato per molti anni in questa biblioteca occupandosi di musica e teatro, e dialogherà con lei e ci darà altre informazioni Gianguido Palumbo. Vedete qui le notizie, ha un'apertura internazionale e si occupa anche di cibo. Quindi dicevo, cibo sì, e in particolare il baccalà, ma il cibo è anche cultura, è trasmissione di dati, è conoscenza di civiltà diverse. Naturalmente lo sguardo a questo punto è molto veneziano. Perché si parla di baccalà? Perché questo tipo di cibo, e ce ne parleranno i nostri due ospiti, è menzionato in maniera significativa all'interno di un testo di narrazione di viaggio. Così si denomina di solito questo genere, che nasce sostanzialmente nel 300 e ha molta fortuna in seguito. Proprio un genere letterario che nel caso di Venezia è una narrazione di viaggio che è spesso per mare, per acqua, e quindi si intreccia con narrazioni di popoli, con conoscenze di territori, con la storia del fare mercato e anche con la storia delle istituzioni veneziane in qualche maniera. Quindi il volume, che ha questo titolo Baccalà, una storia veneziana dal 1431 al 1433, è una articolata narrazione. Vi dicevo che si tratta di un volume particolarmente raffinato, oblungo, se lo vuoi far vedere, ed è edito dal Centro Internazionale della Grafica di Venezia. Ecco, vedi. È accurato anche nella scelta grafica, nella scelta del formato e anche nelle illustrazioni. Di che cosa parliamo? Di un viaggio per mare ma anche per terra, ed è il viaggio di Pietro Querini, figlio di Francesco Quondam Pietro. È vissuto per le concezioni attuali non molti anni, ma
Per quegli anni il viaggio viene fatto in maturità. Pietro è un esponente della famiglia Querini, piuttosto importante, ma è un ramo che si è stabilito a Candia, cioè a Creta. Il viaggio di Pietro Querini è il viaggio di un mercante che parte da Creta con 800 grosse botti di malvasia e carica altre merci piuttosto preziose su quella che era una via e lo fa su una cocca. Le cocche erano queste navi dalla base piuttosto rotonda con una sola grande vela, quindi niente a che vedere con le grandi mude che partivano in maniera articolata da Venezia per percorrere la via delle Fiandre, ma anche altre vie della seta, delle spezie, delle mercanzie varie. Il viaggio di questo imprenditore, insieme che caricava 68 altre persone, ma poi durante il racconto si capisce che arrivano a 110 perché carica anche degli armigeri che dovevano difenderlo, perché nel frattempo nel mare Adriatico c'era la lotta tra Genova e Venezia. Dunque, questa cocca parte carica, quindi estremamente carica di merci, parte da Creta in una primavera del 1431, il 25 aprile. Non scritto a caso. Non è l'aveva scritto a caso, infatti pare che Querini abbia trascritto il 25 aprile proprio perché raccontando è venuto fuori che era una data speciale per Venezia. Naturalmente non dobbiamo, tutti questi dati non dobbiamo prenderli come verità esplicita. Come in ogni narrazione c'è una parte di corrispondenza ai dati più o meno reali, ma c'è anche un'articolazione nel genere letterario. Quanto ci sia di articolazione letteraria o quanto invece corrisponda ad una effettiva relazione, la chiamiamo più che narrazione, di viaggio, questo è tutto da valutare e tutto sommato non è detto che dobbiamo valutarlo esattamente. Più o meno corrisponderà come periodo, perché viene ripetuto, adesso lo vedremo come, e comunque è molto significativo di un viaggio del centro della prima metà del 400. Vi dicevo, questa cocca parte da Candia, attraversa il Mediterraneo, fa una deviazione presso le isole Canarie perché cominciano dei piccoli guai che sono dei guasti, una prima tempesta, e quindi rientra verso Lisbona. Quindi all'altezza di Santiago di Compostela si ferma per alcuni giorni per fare un pellegrinaggio, perché naturalmente, pensate all'epoca, c'è sempre questo intreccio di voglia di conoscenza, voglia di esprimere la propria devozione e la necessità di essere protetti comunque. Quindi i santuari e i luoghi celebri, gli alberghi stessi, sono delle postazioni cattoliche su cui può far fondamento un viaggio così importante. Quindi
Arrivati, giunti, vanno sotto costa naturalmente quando c'è il mare più aperto, però in corrispondenza con il canale di Fiandra, cioè la Manica, avviene il disastro. Non riescono ad entrare, c'è veramente una distruzione della cocca. Le scialuppe sono 2, ne riescono ad entrare in queste scialuppe un certo numero di questi mercanti, però cominciano a perdere totalmente le merci. Arrivano completamente desolati e senza più forze e con ormai dimidiati al nord, sopra il circolo polare artico. Qui hanno dei giorni di grande pena, perché non hanno più cibo, perché c'è freddo, perché non trovano presenza umana. Poi però 11 di loro riusciranno a salvarsi perché accolti da una popolazione che viene giudicata particolarmente accogliente, ed è qui che il cibo comincia ad essere importante. E di questo parlerete voi, spero. A questo punto c'è il ritorno. Il ritorno avviene dall'ottobre e si dividono in 2 gruppi. Attraverso la Germania, soprattutto per terra, vanno lo scrivano Niccolò de Michiel. Ogni cocca, ogni galea aveva uno scrivano, che non vuol dire necessariamente qualcuno che racconta quello che sta accadendo. È come un diarista di bordo ed è anche quello, non tutti sapevano scrivere, però c'era lo scrivano che poteva occuparsi dei documenti, delle annotazioni. E con lui va anche Cristoforo Fioravante, consigliere di bordo. Arrivano a Venezia il 12 ottobre del 1432. È stato un intero anno, anzi di più, anno e mezzo di grande pena. Nel frattempo si inseriscono degli altri racconti. Ad esempio in Trama è stato letto che in quei giorni di grande sofferenza si insinui un tema di cannibalismo, ma sono tutti temi abbastanza comuni in queste narrazioni, che non possono essere esplicite, ma non possono nemmeno tacere. Pietro Querini, invece, il mercante, il padrone della nave, il finanziatore, sceglie di andare verso l'Inghilterra, quindi di tornare per mare e solo in seguito di proseguire per terra. Vi ho messo i nomi di chi lo accompagnava, vedete che sono in 8. 8, 9, 10, 11. Sono gli unici superstiti di quei 68 o 110, ma saranno anche sbarcati nel frattempo a Lisbona o dove meglio, questi armigeri. Questi tornano a Venezia nel gennaio del 1433. Dunque si sono fermati in Inghilterra e poi per terra. Vedete qui delineato il primo viaggio, che è quello attraverso la Germania, e il viaggio del gruppo più numeroso, che invece va per mare, si ferma a Londra e poi va per terra. Per terra vuol dire per fiume sostanzialmente, per i tempi, e tornano a Venezia. È certo un disastro. Ora,
Anna Alberati riporta accuratamente la cronologia di ciò che viene esplicitata in questi racconti, ed è molto interessante vedere le divagazioni, i particolari delle descrizioni, i tempi, le stagioni e le descrizioni dei costumi della gente che incontrano. Queste sono pagine del volume che stiamo presentando. Che cosa abbiamo visto? Come Venezia sia una città di viaggio e di commercio, sia una città di partenza dei pellegrini, dunque una città che vede uno scambio continuo di informazioni che finiscono nella conoscenza di tipo geografico e nei racconti. Perché appunto ciò che è importante è che il racconto venga scritto, che la narrazione, che la relazione sia scritta. Pochi di queste relazioni di viaggio, di questi racconti di viaggio sopravvivono, ma queste sono state tutte accuratamente scritte. Dunque il ruolo della scrittura in questo genere letterario è fondamentale. Pensate anche solo al racconto di Marco Polo, che se non fosse stato trascritto, dettato, riportato, rielaborato, non esisterebbe adesso come fonte di conoscenza e come fonte di conoscenza dei luoghi, ma anche fonte di conoscenza delle terre, dei popoli e delle stesse persone che andavano per mare o per mercanzia. Ora, questo viaggio di Querini dovette essere subito molto noto. Compare nel mappamondo di Fra Mauro, spero che riusciate a leggere, la provincia della Norvegia. Che è conosciuta grazie a Messer Pietro Querini. Dunque, con il Fra Mauro, siamo intorno al 1450 circa, era molto nota. Giustamente Anna sottolinea come potrebbe il tramite della conoscenza potrebbe essere Andrea Bianco, che ha fatto da copista all'interno del Fra Mauro, ma ha anche reso noti la zona della Scandinavia in generale nel suo mappamondo. L'altra fonte che ci dice che il racconto del Querini era molto conosciuto e importante per la conoscenza, è un racconto che una relazione che noi diremmo breve, una ventina, una trentina di fogli, tutto al più. Allora vi dicevo, l'altro testimone di questa grande fama che ebbe il racconto del Querini è la trascrizione che ne fece Ramusio. Ora, non è una pura trascrizione, Ramusio ha rielaborato tutto il racconto che adesso vi dirò, che è molto più complesso che una semplice relazione di viaggio. Lo rielabora in un unico racconto che, entro il quale inserisce anche delle piccole aggiunte, dei piccoli approfondimenti che forse prende da altre fonti, forse rielabora più che inventare. Ma comunque ne esce un racconto molto gradevole che anche edulcora il veneziano stretto delle fonti che adesso vi dico.
perché due sono sostanzialmente le fonti per il racconto, e sono un racconto che viene detto dello stesso Pietro Querini, che vi parla in prima persona. È un manoscritto, naturalmente, ed è conservato presso la Biblioteca Vaticana. È detto autografo, ecco, come è riprodotto dentro al tuo volume. È un manoscritto che potrebbe essere del medio 400, andrà esaminata meglio la filigrana della carta. C'è chi sostiene che sia appunto autografo, chi invece che sia comunque una narrazione continua copiata su degli appunti e poi con note, forse autografe, di correzione, e forse avrebbe anche delle note dello stesso Ramusio, che forse lo aveva tra le mani. Proprio tra le mani Ramusio, perché si è ispirato a questo. Comunque quello che è rimasto è questo manoscritto di Querini. Quindi ho visto quello della Vaticana, che poi è appartenuto al cardinale Querini di Brescia, e poi probabilmente è diventato bibliotecario. Il cardinale Querini è arrivato alla Vaticana, è bibliotecario della Vaticana, e quindi probabilmente l'ha portato dietro, ed è questo il motivo per cui è in Vaticana attualmente. O forse ha guardato questo manoscritto marciano, che Eccolo è un qua. altro. Allora, è una miscellanea di vari pezzi, non ho esattamente quello di cui ci stiamo occupando. Comunque è un manoscritto piuttosto disordinato, con moltissimi contenuti, una miscellanea, vedete di quanto è composto. Questa è una pagina del catalogo a penna marciano, e questo manoscritto di provenienza Morelli è quindi composto di frammenti uniti senza grande volontà di coerenza tra loro. È un fascicolo che non ha né l'incipit né l'explicit, e quindi proprio un frammento che non sappiamo. Io ho fatto confronto con la Vaticana ed è consistente. Ah sì, rispetto al Vaticano? Esattamente. Ah. Quindi non è proprio un frammento di seconda classe. Ah, è un bene. frammento piuttosto consistente, per cui è importante. Per questo che sono riuscita a capire, facendo il confronto con il manoscritto della Vaticana, che aveva una certa importanza. Allora c'è una trascrizione, vi ho fatto vedere forse recente, di entrambe le fonti, e adesso vi dico la seconda fonte, ed è questa curata nel 2019, non mi ricordo più, della Prusa. Che deve essere una tesi di laurea fatta a Padova da questa signora, è pubblicata. e poi ha pubblicato di recente, ha pubblicato la sua trascrizione. Ah beh, certo. Sempre Però di entrambe le fonti, separate. E che di entrambe le fonti, con anche le notazioni del manoscritto. Sì, con la prima fonte collazionata e le altre due pubblicate integralmente. Quindi non è davvero una leggenda la storia di Pietro Querini che porta questo crocifisso a Venezia, oppure sì? Questa è la domanda che mi sono fatta. Ecco, guarda, chiudo tra 2 minuti perché dico della seconda fonte e poi ti lascio. Perché le vie di conoscenza di questo viaggio, le narrazioni, non sono così semplici e lineari. Vi dicevo che prima che il Codice Vaticano che abbiamo visto prima potrebbe essere una copia postillata o comunque una resa in pulito di appunti. Si tratta comunque di una scrittura continua, quindi non possono essere appunti veri e propri presi durante il viaggio, sono comunque rielaborati. Ma questa seconda fonte testimonia di un passaggio, di una conoscenza del testo veramente ampia, e di un passaggio attraverso copie continue. Perché i due che abbiamo visto che si sono salvati, che sono
il Antonio di Corrado di Cardini da Venezia, eccolo qua, che sono Cristofano, consigliere di bordo, e lo scrivano di cui dicevamo prima, Niccolò Di Michele, raccontano, o almeno così nel dettato che leggiamo, raccontano ad Antonio di Corrado de Cardini, fiorentino, la loro storia, e questo la scrive. Tuttavia noi abbiamo soltanto una copia, e questo doveva essere molto a costo al tempo del ritorno a Venezia, ma nel 1480, ed è la fonte che noi abbiamo, Antonio Vitturi dà una copia pulita, bella e col proprio stemma, che copia appunto quest'ultimo racconto, non quello diretto che si dice direttamente di Pietro Querini, ma quest'ultimo racconto mediato dai due partecipanti. Bene, passo direttamente la parola a te. Sono molto contenta di questa tua analisi dei manoscritti, cioè delle fonti manoscritte di questa storia. No, scusa la fretta, ma mi piaceva proprio sottolineare il fatto che è un naufragio raccontato e c'è una fonte ben precisa che non è un'invenzione fantastica. E attraverso questa testimonianza noi possiamo cogliere intanto tutto il dramma di una storia che doveva essere anche abbastanza comune. Chissà quante navi sono naufragate nell'arco dei secoli, ma cronache non ne abbiamo avute moltissime. Queste sono due cronache dello stesso naufragio, che sono abbastanza simili con qualche variante. La parte che riguarda, allora, questo libro, cominciamo dall'origine, è un libro che riguarda un alimento, che è il baccalà. Nel titolo c'è una C di meno, perché ho voluto sottolineare ironicamente, anche se lo devo sempre spiegare, che il baccalà con la C sola è veneziano, ma in realtà non è il baccalà che viene conosciuto nel resto del mondo. Nel resto del mondo il baccalà è un merluzzo che viene conservato mediante salagione. Il baccalà veneziano, veneto, di tutti i possedimenti della Repubblica Serenissima, compresa la Croazia, compresa anche Bergamo e Brescia, questo baccalà è stoccafisso ed è quello che in realtà il nostro Pietro Querini e i suoi compagni naufraghi hanno visto sull'isola di Rost, che è a nord della Norvegia, nell'arcipelago delle Lofoten, e dove tuttora il merluzzo viene lavorato in questo modo perché sia conservato e poi venduto. Lo stesso Querini lo chiama stockfish, dice che queste popolazioni avevano l'abitudine di seccare all'aria questi pesci che pescavano in gran copia e li pescavano a primavera, nel senso che i merluzzi arrivano in quella zona a primavera per la riproduzione e vengono pescati tuttora in gran quantità fra virgolette, perché chiaramente, visto la situazione del mondo, pare che anche i merluzzi nordici non godano ormai della popolazione numerosa come era al tempo di Querini. Ci sono delle notazioni di costume in questa storia, in questi manoscritti, che riguardano le usi e costumi appunto delle popolazioni di quest'isola di Rost, e fra le altre questi sia Querini che gli altri due ufficiali raccontano che hanno passato 100 giorni circa, e in particolare gli ufficiali di bordo dicono che sono stati 100 giorni di paradiso, perché sono stati nutriti, confortati, coccolati, e sicuramente hanno avuto una vita, sono riusciti a superare quei diversi mesi di naufragio sia in mare sia nell'isoletta vicino Rost, dove
hanno passato una ventina di giorni soffrendo veramente la fame, freddo e tvaria, riuscendo a sopravvivere grazie alla raccolta di chiocciole di mare, patelle e un pesce che provvidenzialmente era morto e spiaggiato e ha fornito loro le calorie e le proteine giuste per sopravvivere ancora un paio di settimane. E comunque il fatto che Querini abbia scoperto che gli abitanti del posto seccavano il pesce e quindi non solo lo conservavano, ma era molto utile per i loro scambi commerciali, nel senso che il centro commerciale della Norvegia era Bergen, che sta nel sud della Norvegia, e venivano proprio considerati una merce di scambio, e quindi i pescatori portavano i loro pesci secchi fino a Bergen e li scambiavano con i mercanti, prendendo tutto quello che serviva loro, quindi vestiti o cose varie. Nel viaggio di ritorno Pietro Querini e gli altri 10, come ha detto la mia collega, si dividono in due parti. Una parte va subito verso Venezia passando per terraferma e Querini fa una deviazione. C'è una notizia che parla appunto di 60 stoccafissi che vengono regalati a Querini, però non si capisce bene se siano arrivati fino a Venezia. Questo dubbio pone anche la questione: ma i veneziani hanno cominciato subito, i veneziani intesi sempre come facenti parte della Repubblica, hanno conosciuto subito questo stoccafisso, hanno imparato subito a cucinarlo e a mangiarlo. Questo rimane un po' diciamo, in un momento abbastanza di dubbio. Perché? Perché in realtà lo stoccafisso e il suo cugino stretto, che è il baccalà, ovvero il merluzzo conservato per Salagione, sono arrivati nel Mediterraneo, però hanno avuto una grande diffusione soprattutto nel Cinquecento, e questo è dovuto a un precetto che è stato rafforzato durante il Concilio di Trento, che più o meno doveva essere finito intorno al 1563. In questo concilio è stato appunto rafforzato il precetto del mangiare di magro durante certi momenti dell'anno liturgico, che sono le vigilie delle feste varie, il Quattro Tempora, la Quaresima in particolare. Era un pesce facilmente commerciabile, e questo precetto del mangiare di magro obbligava tutte le popolazioni cattoliche a mangiare uova, formaggio forse, e pesce, e tutti i popoli che non vivevano vicino al mare o vicino al lago o un fiume avevano sicuramente qualche difficoltà nel procacciarsi pesce fresco. E quindi per questo motivo sia il baccalà che lo stoccafisso ebbero una grande diffusione. Ovviamente la diffusione è iniziata prima, sicuramente in Germania, in Inghilterra, nelle Fiandre, Belgio, Olanda. Questi pesci venivano conosciuti insieme alle ringhe, tutti i pesci salati e conservati, mentre invece nel Mediterraneo arrivano sicuramente dopo il Cinquecento, in particolare in Spagna e in Portogallo, arriva il baccalà, inteso come merluzzo salato. E perché arriva lì? Perché i portoghesi sono i primi che scoprono i merluzzi nordici, quelli che stavano nel Mar del Nord, ma non potevano seccarli all'aria come facevano i norvegesi, ovviamente per il clima. Spiego meglio: lo stoccafisso si secca bene, si asciuga senza contaminarsi, grazie al clima particolare del nord Norvegia, che è freddo ma non freddissimo, secco, asciutto. Mentre i portoghesi conoscevano benissimo la possibilità di salare i pesci, e quindi sia Portogallo che Spagna hanno cominciato a consumare soprattutto baccalà. Intanto anche perché i portoghesi e gli spagnoli hanno cominciato a attraversare l'Atlantico, e oltre ai banchi del Mar del Nord di merluzzi c'erano i banchi di Terranova, cioè vicino al Canada. L'artefice della diffusione, ancora prima, i vichinghi sono stati i primi che hanno
sicuramente consumato stoccafisso, e forse i vichinghi e i normanni hanno portato lo stoccafisso nel sud dell'Italia, in particolare in Sicilia. Infatti c'è un contenzioso con la Sicilia che dice che non sono stati i veneti ad avere i primi stoccafissi, ma loro siciliani. Ma probabilmente sì, probabilmente sì. E un siciliano può essere testimone, non lo so. Contesterò tutto quello che avete detto. Perfetto. No, volevo dire che l'artefice di questa diffusione del stoccafisso in Italia ha un nome ed è si chiama Olaf Manson, è un arcivescovo svedese che ha il suo nome italianizzato, prima latinizzato e poi italianizzato in Olaus Magnus, che essendo stato costretto ad abbandonare la Svezia grazie all'arrivo del protestantesimo nella Scandinavia, si è ritrovato a Roma e ci è rimasto fino alla morte, e ha scritto però un libro su usi e costumi delle sue gente, che è corredata poi di immagini xilografiche particolarmente piacevoli, particolarmente belle. E ci sono anche immagini di pesca di salmone, pesca di merluzzi, seccagioni di merluzzi all'aria e cose del genere. E grazie appunto al Concilio di Trento, a questo Laus Magnus che ha diffuso forse il gusto anche dello stoccafisso, questo cibo è entrato nelle cucine degli italiani. È un cibo da poveri per poveri, era. Ora un po' meno. Che cosa dire? Volevo passare subito al modo di mangiare questo stoccafisso. Allora, Pietro Guerini parla di stoccafisso e dice, forse accenna al fatto che si mangiava così com'era, condito con un po' di burro e basta. La cultura, la trasformazione dello stoccafisso in vari modi è una cosa che non fa parte granché della cultura norvegese. Infatti pare che loro siano tuttora ammirati della capacità italiana e veneta in particolare per la trasformazione dello stoccafisso. Lo stoccafisso fa parte, io mi sono fermata soprattutto sul baccalà mantecato, baccalà sempre con una C, la L non la so dire, quindi sapete voi veneziani come si pronuncia. È una gloria nazionale veneziana, mentre nel Veneto, ripeto, ci sono tantissime altre ricette, a Venezia c'è soprattutto il mantecato, che pare sia rivendicato proprio dai veneziani, anche se viene poi fatto e cucinato in tutti i territori della Repubblica Serenissima. La cosa più interessante è che ci sono poche fonti sul baccalà, sulle ricette di baccalà. Io ho fatto una ricerca nella mia vita su vari libri antichi e il baccalà non viene citato eccessivamente. Scappi fa qualche accenno, il grande cuoco che ha scritto una delle enciclopedie di ricettari più famosi della storia della letteratura gastronomica. E perché non viene considerato? Perché era veramente un cibo da poveri. I contadini usavano tutti il baccalà in qualsiasi modo. In Italia tutte le regioni consumano baccalà e stoccafisso. Più baccalà che stoccafisso, ma comunque entrambi. Nel Veneto appunto no. Le prime notizie però di mantecato, di questa trasformazione, che nel sottotitolo io ho messo trasformazione sublime perché mi sembra veramente un piatto prelibato, come diceva, non so, mi ricordo chi, forse Elio Zorzi, da una specie di bastone, stockfish in realtà il nome deriverebbe da pesce bastone, dal germanico pesce bastone, è una cosa dura, secca, che improvvisamente diventa una specie di crema, una manteca morbida e saporita e anche molto delicata. Le prime notizie di questo mantecato io le ho trovate in un poemetto di un maestro di musica veneziano che nel 1850 scrive un poemetto in ottave e l'ultima parola di questa dedicato al baccalà
e l'ultima parola di queste ottave, di ognuna di queste ottave, è proprio baccalà, e li nomina una forma diciamo di baccalà mantecato che lui chiama però rosada, e afferma nel 1850 che i francesi la sanno fare, ma i veneti, i veneziani, la sanno fare da molto tempo. Quindi la prima notizia è del 1850, ma probabilmente chissà quando è nata questa trasformazione del baccalà. Io poi ho fatto, oltre a esplorare vari libri che testimoniano proprio il pesce, uno l'abbiamo visto prima, e poi ne ho visti altri di libri con varie immagini di merluzzo. Questa è una delle più autentiche, quella della copertina, è una delle migliori. E poi mi sono dedicata ad assaggiare il baccalà mantecato a Venezia, e questo è un discorso più frivolo di quello fatto dalla mia collega Susi Marcon, ovviamente, perché ho cercato di capire la ricetta vera. La tradizione alimentare è una cosa un po' particolare, la tradizione, i cibi di tradizione, i cibi rivisitati, i cibi tipici, la famosa parola tipica, insomma è un discorso abbastanza complesso. Abbiamo detto che nei libri antichi della letteratura gastronomica, quella famosa letteratura gastronomica pubblicata soprattutto a Venezia nel 400, alla fine del 400, 500 e metà 600, non reca notizie di baccalà mantecato, quasi niente di baccalà e stoccafisso, giusto qualche nota. Allora io ho cercato di capire quale fosse la ricetta vera e ho fatto un'indagine in varie osterie veneziane, e tutti gli osti interrogati hanno cominciato a dire: la ricetta è semplicissima. La ricetta semplicissima in realtà è piena di variazioni, come sempre, e quindi è abbastanza divertente anche leggere nel libro tutte le varianti fra un'osteria e l'altra. Ho fatto una scelta di una dozzina di osti, dall'Aris Bar, a cominciare in realtà da un'osteria che si chiama l'Osteria di Adelaide, che mi ha dato la ricetta, l'osto in veneziano, ed è quindi l'unica ricetta scritta in veneziano. Questo libro mi è nato, a parte per la passione alimentare, la passione per la cucina, anche perché mi è stato un po' istigato da un editore veneziano, che è Silvano Gosparini, del Centro Internazionale della Grafica di Venezia, che pubblica libri di vario argomento, in particolare veneziano, da molti decenni, e per una collana che la responsabile e io insieme abbiamo chiamato la collana Il gusto della storia, perché è un volume, sono volumi dedicati a ricette che sono in collegamento con un evento storico. Dicevo che io ho letto diversi libri di cucina, alimentazione, perché in questa biblioteca, qualche decennio fa, parecchi, insieme a due colleghe golose come me, insieme a Tiziana Plebani e Mirella Canzian, che devo aver intravisto da qualche parte, mi sembra, nei lontani anni '80 abbiamo deciso di fare un lavoro da bibliotecari, cioè cercare nei fondi della biblioteca tutti i libri che potevano riguardare i cibi, l'alimentazione, ma allargando il discorso, quindi non soltanto ricettari, ma anche elenchi di banchetti, cibi di sanità, norme sanitarie di buona salute, letteratura, e tutta questa serie di libri li abbiamo raccolti in una bibliografia. Questa bibliografia ha dato l'occasione di conoscere il dottor Gianguido Palumbo, che sta qui, spero felicemente, di essere tornato in Marciana, però ha deciso di contestare tutto quello che abbiamo detto. Adesso sentiamo che cosa ha da dire il dottor Gianguido Palumbo, perché è coinvolto nella nostra bibliografia. Sì, scherzavo, ovviamente scherzavo.
No, non ho nulla da contestare, cercherò di concludere con racconti e riflessioni, come dire, meno colte e molto più materiali. Allora, partiamo da questo aggancio, ti ringrazio che mi hai fatto, grazie di avermi coinvolto, cioè sono qui non perché sono amico, o non solo perché sono amico di Anna, ma perché in effetti ci siamo conosciuti, non ci conoscevamo, esattamente in quell'occasione del 1986-87. Io sono siciliano, stavo a Venezia, mi sono sempre occupato di comunicazione, sono sempre stato un consulente in comunicazione in vari ambiti, poi mi sono concentrato sulla cooperazione internazionale, però allora mi occupavo di un po' di tutto. Quindi nell'86 mi hanno chiamato per ragionare assieme alla Marciana di come promuovere questo libro che, visto così, per chi si occupa di comunicazione allora e anche oggi, uno dice sì, vabbè, bravissime, avete fatto un lavoraccio, poi che ce famo con sta roba qui? Adesso sto a Roma da 21 anni, mi scappa ogni tanto. E in verità, invece, c'era già un altro amico bravissimo, maestro, musicista e direttore d'orchestra. Io a mia volta conoscevo invece una bravissima teatrante che si era inventata un teatro di figura con cibi da mangiare alla fine dello spettacolo. Poi ho creato delle relazioni di livello nazionale, insomma alla fine, d'accordo con la Marciana, coinvolgendo scandalosamente la federazione, scandalosamente perché allora sembrò un'eresia, stiamo nell'86, cioè mettere assieme la Marciana con i ristoratori veneziani. Ricordo benissimo la fatica che ho fatto sia rispetto al direttore della Marciana, sia rispetto alla federazione dei ristoratori veneziani, ma alla fine fu veramente un successone sia di pubblico che di critica. Abbiamo organizzato questo convegno di livello nazionale, abbiamo organizzato uno spettacolo, poi abbiamo assieme a Larry's Bar e Amelia di Dino Boscarato abbiamo realizzato delle serate con la riproduzione di ricette storiche. Vi ricordo tutti i dibattiti su quale ricetta riprodurre e così via. Insomma, è stata veramente una bellissima operazione culturale. Tenete conto che nell'86, per cui siamo molto io sono molto orgoglioso, ma credo anche lei, e dovrebbero esserlo anche i direttori che si sono seguiti della Marciana, cioè nell'86 non esisteva Masterchef, non esisteva Slow Food. Carlo Petrini, che ho conosciuto, era appena agli inizi, l'inventore poi di Slow Food, con Arcigola, sono andato a trovarlo apposta nelle Langhe, cioè l'Italia dell'86 rispetto alla questione gastronomia, cibi e tutto quello che poi è successo, grazie anche a Slow Food e a tanti altri, per cui siamo stati davvero un'avanguardia loro con questo lavorone di tipo analitico-bibliografico. Io ci ho messo del mio come, diciamo, progettista e organizzatore di eventi. Ci siamo conosciuti, siamo rimasti amici e quindi questo è il motivo. Dopodiché, altro aspetto, e poi accenno sul libro e concludo, altro aspetto fondamentale, a me piace moltissimo cucinare e a proposito di questa questione del baccalà bagnato, salato e bagnato, vi accenno, perché l'ho scoperta da pochi mesi, me l'ha insegnata un'amica siciliana, non so se lo conoscete, una delle tante ricette di baccalà, cioè baccalà con le 2 C, appunto salato e bagnato, e il baccalà alla pizzaiola al forno. In un accenno è fantastico perché il baccalà in una teglia con pomodoro, basilico, poi c'è origano, poi ci sono capperi, olive e poi soprattutto fogliette, cioè cipolla sminuzzata e scaglie di pecorino. Allora, tutto questo messo al forno viene fuori una roba stupenda. Questo fatto che il baccalà come pesce arriva dal nord e diventa un cibo con le varianti regionali, secondo me è veramente una delle cose più interessanti e più belle. E questo mi fa arrivare a un aggancio su una questione che mi sembra fondamentale.
e ritorno al problema della differenza tra l'Italia dell'86 e l'Italia di oggi. Ormai c'è questa sorta di consumismo della gastronomia, per cui chef, master chef, i chef stellati, i tutorial, per cui le trasmissioni televisive, uno sta lì e riproduce. Si sta perdendo un aspetto fondamentale, che questo libro è esattamente quello che propone, cioè il rapporto fra un cibo, la gastronomia, la storia, la cultura, la geografia, ma la grande storia. Cioè questo libro, in realtà, se io fossi davvero, non lo dico per luffianeria, se fossi un produttore cinematografico, lo prenderei immediatamente, comprerei diciamo, i diritti per realizzare un film. Cioè, quando Anna ha scritto il libro e me l'ha proposto da leggere come amica, l'ho comprato regolarmente. Comprate il libro, qui non si può, ma comprate il libro. Spot è finito. Ho letto questo libro, ma tutta la prima parte, prima di arrivare alle ricette, i racconti, i cibi, le trattorie, dei pezzi, ma la parte storica, con un'iconografia stupenda, è veramente travolgente, è bellissima, è una dimensione avventurosa, così come lei l'ha poi ricomposta partendo dai libri che ci ha fatto vedere, è davvero straordinaria. Poi, superata questa dimensione storica, si arriva alle parti appunto legate ad altri aspetti che sono o le trattorie o la parte musicale, per cui è un libro veramente particolare, nel senso che è un libro colto, è un libro bello, ma è un libro piacevole, molto molto piacevole. Oh, te va bene sto spot o no? Per cui io sono davvero onorato di essere in questa magnifica sala, di essere tornato dentro la Marciana dopo tanti anni e oltre a dirvi comprate e leggete questo libro, spero che Anna faccia un altro libro su altri piatti, su altre parti. Ma non è vero che non sai cucinare. No? Vabbè, perché è prezioso quello che dicevo prima, cioè ci possiamo divertire in televisione, possiamo divertire a guardare chef o andare a mangiare, spendere un sacco di soldi, chi se lo può permettere in ristoranti, ma ciò che non va perso e va recuperato è il rapporto tra ciò che mangiamo e la storia di quel gusto, è la storia di quel cibo, è la storia e la geografia. Finisco con una cosa che ho scoperto pochi anni fa e mi ha sbalordito a proposito di anomalie interessantissime, spero che non sia una bufala, ma non credo. Io sono appassionato di babà napoletano, ma mi ha sempre stupito il fatto che rispetto alla dolceria napoletana meridionale, io poi da siciliano ancora peggio, ma com'è possibile che il babà, che è così semplice, cioè così essenziale, sia il dolce principale della storia napoletana? Il motivo c'è. Era un cuoco polacco che si ispirò al turbante di un suo padrone turco e quindi in onore di questo padrone turco si inventa da polacco, cioè da nord europeo, un dolce, però lo fa a Napoli. Il risultato è che questo dolce diventa il dolce napoletano. Allora, questa è storia, cultura, geografia straordinaria. Uno ogni volta che mangi il babà pensa al cuoco polacco e al suo padrone turco. Questo è interessante. Così quando mangeremo di nuovo baccalà o stoccafisso ripensiamo a Querini, a tutto sto casino del viaggio, il naufragio e quello che significa. Brava Anna. Comunque, questa cosa del viaggio di Querini è veramente molto drammatico. E quindi io ho fatto nel libro ho preso diciamo, i punti salienti, cercando di capire anche le date giuste, perché quando leggi arrivano, non so, 10 gennaio e poi vengono salvati 20 giorni dopo, ti rendi conto che per 20 giorni loro stanno in una landa desolata a morire di fame e di freddo. Sì. E quindi e poi la stessa voce di Querini e le voci dei suoi ufficiali di bordo in questi manoscritti sono veramente drammatiche.
E poi c'è tutto il rapporto di Querini, questo forse è entrato anche nella leggenda veneziana, questo piccolo parentesi, perché appunto questi veneziani vengono salvati, nutriti e coccolati e hanno questo rapporto con dei costumi molto diversi da loro e hanno questo contatto con questa gente purissima che però gli permetteva dormivano tutti insieme nelle stanze con gli abitanti, con questi pescatori e secondo soprattutto gli ufficiali di bordo, Querini forse non mi ricordo se l'aveva sottolineato, e parlava di queste donne purissime ma nudissime e lì ovviamente c'erano di mezzo. Comunque questa è una notizia abbastanza spiritosa che è però una delle notizie che è rimasta più a lungo nell'immaginario dei veneziani. Infatti non soltanto il baccalà mantecato, ma tutto il baccalà stoccafisso sappiamo bene che nel Veneto è uno dei piatti principali. Però esiste la confraternita del baccalà alla vicentina, esiste la confraternita ancora forse del baccalà mantecato, esistono botteghe, osterie, osti che fanno baccalà in tutte le salse possibili nel Veneto e adesso ho visto che sta scendendo anche a Roma il mantecato e però le leggende sono varie, per cui io siccome sono bibliotecario ho guardato le fonti e una delle fonti, anzi una e mezzo, sta in Marciana e lì mi sono ritrovata a conoscere forse un po' la verità delle cose cercando un pochino di sfrondare da certe leggende. Comunque, niente, mi sono molto divertita e poi tu parlavi di musica perché in effetti c'è anche un pezzo musicale dell'Ottocento dedicato proprio al baccalà, ovviamente da un veneziano, da un musicista veneziano, una romanza che prima o poi ascolteremo, forse, chissà. Comunque io ringrazio di questo libro sia Gian Guido che mi ha omaggiato, Susi Marcon che mi ha analizzato più o meno e poi ringrazio anche l'editore, appunto, il Centro Internazionale della Grafica che è il colpevole di queste belle edizioni che non è l'unica, ma cercheremo di proseguire a scrivere ancora qualcosa sui cibi veneti in particolare. Grazie a te Anna. Grazie, è stato un incontro molto gradevole e ti ringraziamo ancora anche per l'articolazione, del tuo lungo saggio con molti interessi interessanti e scritto in maniera anche molto leggibile e godibile, che non è poco. Arrivederci a tutti.